Al via oggi ad Agrigento la 2 giorni dedicata alla virtopsi, dal virtuale al reale. La virtopsi rappresenta la nuova sfida del radiologo in campo medico-legale. È la metodica radiologica di prima scelta utilizzata per la valutazione preautoptica dei cadaveri e consente di fornire elementi fondamentali alla stesura della relazione medico-legale riguardo le cause di morte. Sì, la tecnologia ormai anche in campo di sanità ha fatto passi da gigante, ora si parla di fare l'attacco al morto, al defunto. Sembra una cosa assurda, invece è una cosa importantissima, perché nella mia lunga carriera di medico mi sono capitati a volte tanti casi particolari che proprio un esame radiologico, un esame proprio TAC, anche a quel defunto che dovevo io ispezionare, sarebbe stato importantissimo per poter capire alla fine la causa dell'extus finale. Penso che ormai Agrigento è anche a livello anche altissimo da questo punto di vista, abbiamo tante eccellenze nel nostro ospedale, spero che questo si porti dietro anche tanti altri reparti. Io sono convinto che la radiologia ad Agrigento sia di un livello veramente elevato, perché ci sono brave persone, ma soprattutto perché c'è una brava scuola. Ovviamente non è solo Agrigento, perché abbiamo esempi regionali e io non solo regionali, perché ho conosciuto persone nella nostra regione e fuori regione che sono di livello veramente alto come standard di resa. Questo si traduce in un servizio migliore ai nostri pazienti, perché poi alla fine è questo che a noi interessa, perché oggi la radiologia, non da oggi ma da qualche anno, sta cambiando, nel senso che si sta evolvendo sia per quanto riguarda la tecnologia con l'intelligenza artificiale, altre dotazioni che ha l'ICT per la radiologia, e loro sono bravissimi in questo, ma sia anche perché loro stanno acquisendo la capacità sempre di più di lavorare in gruppo, perché adesso con il PNRR, dalla sola cosa ci stuzzica la fantasia, sentiremo parlare di gruppi multidisciplinari. Il radiologo prima faceva solo le diagnosi, oggi partecipa ai gruppi di lavoro, domani sarà lui stesso a fare terapie, interventi e potrà, così come contribuisce adesso, salvare anche vite, ma comunque la cosa importante è quella del lavoro multidisciplinare, quindi con le altre figure professionali, per migliorare la qualità delle cure e per salvare la vita dei pazienti. C'è avuto molto tempo per preparare questo evento, che è un po' particolare, in quanto mettiamo a confronto il medico legale e il medico radiologo. Però devo dire che assieme, confrontandosi, collaborando, si raggiunge a una interpretazione dell'esame che non sempre, però a volte può anche evitare l'autopsia tradizionale. Queste sono immagini che adesso in archivio, possono essere riutilizzate negli anni a venire, possono essere prese in considerazione dalla procura, e quindi non c'è la possibilità di ripetere un'autopsia tradizionale a distanza di tempo. È un evento molto importante. Quando verrà recepito questo nuovo modo, o è già in atto? È già in atto e lei deve pensare che già da anni noi ad Agrigento facciamo questo tipo di procedure, viaggiamo sui 20 casi all'anno, in collaborazione sempre col medico legale. Però voglio dire, sta pigliando piede, ma anche perché in Italia e al nord viene molto usato, e soprattutto all'estero, che verrà solo presa in considerazione l'autopsia virtuale, tralasciando a volte anche quella tradizionale. Sono incontri fondamentali, innanzitutto perché c'è una regione come la regione Sicilia che si confronta con quello che sa fare una disciplina, la radiologia, col mondo nazionale. E tra l'altro la sanità siciliana, in particolare il mondo dei radiologi, si confronta non solo con i radiologi di livello nazionale, ma anche col mondo della magistratura, col mondo della gestione del diritto, con altri aspetti di tipo sanitario come i medici legali. Oggi si parla di virtopsi, sembra una strana parola, oggi si parla tutto di virtuale, tutto virtuale, niente si tocca quasi più con le mani. Il mondo virtuale è il mondo di chi vede oltre, il radiologo è quello che vede oltre, il radiologo è colui che nasce alla fine dell'Ottocento quasi casualmente, scoprendo che dalla lampadina partivano delle radiazioni che pressionavano allora i tubi fluorescenti, le pellicole fluorescenti, da lì nasce la radiologia. Oggi
il caso è messo da parte e invece c'è la scienza, e cioè la sintesi tra quella che è stato il percorso clinico di studio, in questo caso del medico legale, e le potenzialità della radiologia. Far precedere lo studio anatomo-patologico o medico-legale con un esame radiologico vuol dire indirizzare il lavoro del medico legale, vuol dire consentire al medico legale di far bene e di far di più grazie alla radiologia, che con la sua tecnologia e con la competenza dei medici è in grado di fare diagnosi anche su una persona che la vita l'ha persa. La radiologia sembrava, e lo era fino a qualche anno fa, solo occasione di diagnostica per le patologie, oggi invece è molto altro, come in questo caso della virtopsia. Ha detto bene il direttore generale, il radiologo parte come diagnosta, oggi il radiologo, specie il radiologo interventista, assume in sé parte dell'attività terapeutica. Basti parlare così degli accessi vascolari cerebrali. Oggi le emorragie cerebrali vengono gestite quasi totalmente dal radiologo e non più dal neurochirurgo. Il cuore, prima era appannaggio esclusivo del cardiochirurgo, oggi invece il cuore viene studiato ai vasi, il sistema in genere, attraverso ovviamente delle sonde che consentono di raggiungere questo organo che è l'organo che ci dà la vita e ci consente di andare avanti intervenendo, come si può fare tra l'altro una medicina moderna miniminvasiva. Quindi la radiologia è tanto altro, non è più solo diagnostica. Agrigento è tanto altro, un'occasione, quello che si sta facendo oggi col gruppo di Angelo Trigona, ottimo primario di radiologia, caposcuola di una radiologia che funziona alla periferia del paese ma al centro della buona sanità, e che dà lustro ad Agrigento, dà lustro alla radiologia e dà lustro alla sanità. Sono fondamentali perché si tratta di metodiche veramente nuove che solo in quest'ultimo periodo si stanno affacciando in quella che possiamo chiamare pratica non clinica ma radiologica, perché in questo caso noi parliamo non più del paziente vivo, ma parliamo in questo caso di soggetti che sono deceduti, ma in cui è importante poter dare una risposta sulla loro vita, per loro stessi e per le famiglie. Quindi in questo caso ci carichiamo di un alto ruolo etico, che prima era quello della salute del soggetto, del benessere del soggetto, adesso ci carichiamo anche di quello che era la storia del soggetto e la sua intera famiglia, ed è una cosa a cui tengo particolarmente che questo passi, ed è importante la formazione perché si tratta appunto di una metodica nuova con reperti che non sono quelli usuali a cui siamo abituati e che abbiamo bisogno di conoscere. La virtopsi o autopsia virtuale è una tecnica già in uso da diversi anni. Si pensa che il primo gruppo di studio è stato un gruppo svizzero, già dalla seconda metà degli anni 90 ha cominciato a sviluppare tale tecnica. In Italia si è implementata particolarmente nell'ultimo decennio e nel nostro caso, diciamo, locale, dal 2017 eseguiamo presso l'ospedale di Agrigento autopsie virtuali, richieste che sono in continuo aumento e che precedono quello che è l'esame autoptico tradizionale effettuato dal medico legale. In questo evento abbiamo voluto coinvolgere tutte le figure professionali coinvolte nel processo, quindi praticamente il mondo forense, della procura, degli avvocati, nonché praticamente il radiologo che si interpone al centro di questo processo, e infine il medico legale al quale spetta poi la relazione medico-legale che va a depositare. Importante è la formazione dei radiologi forensi. Nessuno si può improvvisare sicuramente il radiologo forense e leggere un'autopsia virtuale, perché l'autopsia virtuale non è semplicemente un esame che tecnicamente può essere eseguito bene, dal punto di vista iconografico può essere soddisfacente, ma l'atto fondamentale è il referto radiologico, che è un atto appunto medico-radiologico che è utile allo sviluppo delle indagini. Un tema inclusivo, un tema importante che ci permette di coinvolgere la procura, l'ordine degli avvocati, i medici legali e non ultimo i radiologi, che hanno un ruolo fondamentale nel studio dei cadaveri con la virtopsi, che ci permette anche di cristallizzare, di vedere prima
dei medici legali quello che il paziente deceduto ha avuto, almeno speriamo sempre di dare un contributo positivo. Agrigento, grazie al dottore Trigona, è una garanzia. Quando organizziamo qualcosa ad Agrigento come gruppo regionale, il successo è garantito. Il congresso di oggi è un congresso molto importante, sono molto contento di essere presente in quanto agrigentino, operante nel territorio, consulente della procura. Sicuramente la virtopsi, l'autopsia digitale, è un accertamento che è di grandissimo ausilio per l'indagine medico-legale, è un accertamento che molto spesso viene effettuato prima dell'autopsia, che ci dà importantissime informazioni, ad esempio nelle lesioni d'arma da fuoco, nei politraumi. È qualcosa che sicuramente va a potenziare l'indagine medico-legale al fine poi di garantire la corretta esecuzione dell'autorità giudiziaria del procedimento penale.